l'interdizione dei pubblici uffici di Ancora, Berlusconi non sempre. potrà nemmeno votare. In Forza Italia che succede? È stato un errore non aver preparato un terreno per una successione. Ma va là, noi Siete ci siamo, senza il leader. nostro no, noi ce l'abbiamo perfettamente, si chiama Silvio Berlusconi, lo lasceranno parlare o gli metteranno il cerotto anche sulla bocca. E noi lo facciamo parlare lo stesso, anzi vuole la mia opinione, io lo candiderei lo stesso capolista in tutte le circoscrizioni. Ci sono italiani che lo ritengono meritevole di condanna e altri come me che invece ritengono che sia vittima di una persecuzione giudiziaria senza precedenti e che lo vogliono votare con grande piacere. Onorevole, però fra pochi giorni per Berlusconi si apriranno anche le porte o dei domiciliari o dei servizi sociali, campagna elettorale non ne potrà fare. A questo punto Forza Italia come se la gioca, come ne esce? Questo lo dice lei che non la può, non la può fare, la insomma, campagna elettorale. O la fa da Palazzo Grazie. Graziano. Faranno di tutto per limitarlo, ma ci sono tanti modi di fare la campagna come la potrebbe fare? non Via radio? Non mica mettersi via radio per esempio, si può fare in tanti modi, vedremo, ci sono mille Con i video come Beppe Grillo su anche, YouTube? anche col silenzio, ma lei faccia meno di no, ridere, perché però mi chiedo, dopo andiamo a vedere i voti alla fine, perché chi decide saranno i giudici, tutti lei, chi fa tutte queste cose, ma alla fine il popolo italiano col suo voto, e sono 22 anni che a Berlusconi gliene danno 10. Lei dice Berlusconi mettiamo in lista, ma i voti per Berlusconi sarebbero annullati. Il rischio Pazienza, faremo la campagna elettorale e vedremo, andranno a qualcun altro, al numero 2 in lista. In lista ci vuole, è il momento di Marina, di Barbara, che dice lei? È il momento, io spero che scendano in campo anche loro, insomma è una grande battaglia di libertà, io credo che i figli siano i primi a dover rispondere. Onorevole, lei che parla sempre molto franco, c'è un cerchio magico, come dice qualcuno, intorno a Berlusconi? Qualcuno dice la Pascale e la Rossi ormai lo condizionano troppo. Il cerchio magico c'è sempre intorno a qualcuno, no? Ma è logico che sia così, sono quelli con cui ci si frequenta più spesso, quelli che ti stanno intorno, non necessariamente a un leader, tutti, in genere nel capofamiglia c'è intorno il cerchio magico, è la famiglia, è Quindi così. dice è normale che la Pascale faccia le scelte politiche per Forza Italia, qualcuno dice sarà anche candidata. Insomma, se la Pascale è la sua nuova compagna di vita, secondo lei cosa dovrebbe vivere in un'altra stanza o in un altro appartamento? No, è logico che sia così. Lei pensa che mia moglie non sia il cerchio magico mio, ma probabilmente sua moglie è lo stesso con lei, no? Che c'è di strano? È la natura umana.